Fiaccolata a Palermo la manifestazione degli studenti ad Agrigento. La Sicilia ospita le famiglie dell'Ucraina, una di queste è stata accolta dal comune di Ioppolo. Si ridimensionano i centri vaccinali, ma la Sicilia detiene ancora il triste primato per il numero di soggetti attualmente positivi. Vertenze aperte per PRG, Agricola e rifiuti. Cicli di incontri con gli studenti di Agrigento, ma anche manifestazioni commemorative a Favara. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Anche la Sicilia si appresta ad accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra e ad Agrigento manifestazione per la pace. I servizi di apertura sono del nostro direttore Arturo Cantella e di Eugenio Cairone. 3 giorni fa abbiamo candidato la Sicilia quale luogo di accoglienza per i profughi costretti a lasciare l'Ucraina sotto le bombe della Russia di Putin. Alcune ore fa il capo della Protezione Civile Nazionale, l'ingegnere Curcio, ha firmato l'ordinanza con la quale il presidente della regione, ma vale anche per le altre regioni, diventa responsabile dell'organizzazione per l'accoglienza. Lavorerò naturalmente d'intesa con i 9 prefetti, con tutte le istituzioni che vorranno adoperarsi in questo senso, con gli enti locali. Per quanto riguarda la Sicilia abbiamo già dato la disponibilità alla Croce Rossa di far arrivare farmaci in Ucraina, mentre abbiamo immaginato di mettere a disposizione in Sicilia un certo numero di posti letto nelle strutture sanitarie, soprattutto per quanto riguarda i bambini. Siamo pronti a questo ulteriore gesto di generosità in una terra che è stata sempre culla di accoglienza e di solidarietà. Siamo pronti a fare la nostra parte nella speranza che questa assurda guerra possa presto concludersi con il buonsenso della diplomazia. A noi resta soltanto la possibilità di pregare Dio perché avvenga presto. La manifestazione degli studenti agrigentini contro la guerra, iniziata ieri mattina a Villa Bonfiglio, è proseguita in serata in piazza Marconi alla presenza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè e rappresentanti di partito, tra cui Giovanni Palillo, presidente dei socialisti siciliani. È stato ribadito a gran voce che deve essere la diplomazia a prevalere, escludendo qualsiasi altro mezzo che servirebbe solo ad aggravare la situazione. Insomma, si vuole costringere Putin a cessare il fuoco, ma bisogna farlo senza improvvisazioni che potrebbero solo inasprire il conflitto. Allora, innanzitutto io da russa non la posso chiamare come la guerra tra la Russia e l'Italia, ma e nemmeno soprattutto nemmeno tra il popolo russo e il popolo ucraino. Perché comunque abbiamo in Russia quasi tutti, almeno tantissimi hanno dei parenti o almeno degli amici stretti in Ucraina, quindi quello che sta succedendo è una violenza assurda che non ha niente sotto. Io da una qualsiasi civile, la persona che vuole solo la pace, non posso mettermi qua a fare le analisi politiche, fare l'esperte eccetera. Io voglio solo che, soprattutto ora che la mia famiglia in Ucraina stia bene, perché ce l'ho anche lì, e voglio tantissimo anche la pace e la vita normale per la mia famiglia in Russia. Onorevole Palillo, contro questa guerra assurda di Putin le città si stanno mobilitando, compresa Agrigento. Cosa c'è da dire? La diplomazia deve andare avanti. Oltre a questo, cosa si può fare? Ovviamente non la forza militare. Veramente mi aspettavo dalla città di Agrigento una maggiore presenza, anche perché erano interessate più di 20 associazioni. Agrigento è sempre un po' indietro rispetto alle altre città, penso a Milano, a Berlino, dove 600.000 berlinesi sono scesi in piazza. Sì, bisogna essere contro la guerra, ma dobbiamo distinguere tra gli invasori e coloro che sono stati invasi. Io capisco che Putin vuole difendere i russi che
fanno parte della zona est dell'Ucraina, ma andare a bombardare le centrali nucleari, le centrali elettriche, le scuole, le case, persino le autoambulanze, tutto ciò dimostra che lui è un criminale. Allora, onorevole Sodano, questa guerra assurda di Putin è una guerra che si deve vincere però solo con la diplomazia. Questa è la mia opinione. Difatti ho votato contro la mozione di maggioranza del governo che ha scelto l'altro ieri di inviare i nostri armamenti in Ucraina, proprio perché possiamo arrivare ad un'escalation dalle conseguenze da cui non si torna più indietro. Quindi in questa fase è opportuno utilizzare tutta la diplomazia possibile per cercare di scegliere il conflitto in questa fase. Ovviamente Putin è da condannare, assolutamente, sta ponendo non solo il popolo ucraino ma anche quello russo in una difficoltà enorme, ci sono morti sul fronte ucraino e su quello russo. Le sanzioni su cui la Russia va incontro stanno distruggendo tutto il tessuto economico del continente russo. Lo stesso popolo russo è contrario alla politica bellica di Putin. Dall'altro lato anche noi del Patto Atlantico dobbiamo un po' conoscere le nostre responsabilità e cercare di fermare questa voglia comunque di armarci, di riempire di basi militari tutto il territorio europeo, perché nel 2022 dovremmo capire che la politica vera da attuare è quella del disarmo, ma ancora non ne siamo consapevoli, non ne siamo capaci. Allora mi auguro che Mario Draghi e che Luigi Di Maio, ministro degli esteri, possano tornare indietro anche rispetto alle affermazioni che hanno fatto, perché devo dirvi la verità, li vedo molto orientati su chiudere le trattative il prima possibile e passare all'attacco. L'attacco non è assolutamente una strategia da portare avanti e noi siamo qui anche Sarebbe assurdo come è assurda la guerra. Assolutamente sì. La violenza crea altra violenza. Gli studenti in piazza da questa mattina per protestare, più che protestare, per lanciare un messaggio contro questa guerra assurda. Assolutamente sì, perché gli studenti condannano la guerra, una guerra che studiano troppo spesso sui libri e che non avrebbero mai pensato di rivedere sui giornali e nella vita reale. Sembra quasi lo scenario di un film e noi non stiamo dentro questa scenografia, però potremmo rientrarci. Abbiamo paura per il nostro futuro. Il nostro è un futuro che desideriamo senza guerre, senza problemi bellici che dividano i popoli. Dopo una pandemia mondiale di quasi 3 anni abbiamo voglia di socializzare, di stare col mondo in quanto cittadini del mondo. Ci troviamo qui, questa manifestazione organizzata dalla Consulta dei ragazzi, veramente una cosa ammirevole. Stamattina c'erano tantissimi ragazzi, tutti giovani, stasera un po' meno, ragazzi e anche adulti, che stanno aderendo a questa iniziativa, come anche tutte le altre città d'Italia, è contro la guerra e naturalmente anche qui bisogna lanciare un grido di aiuto che deve sicuramente attraversare le nostre frontiere. Non si può accettare che nel 2022 ancora si parli di guerra, si parla di una legge della giungla che è più grande, cerca di inglobare chi è più piccolo. Assolutamente no, non è accettabile. Siamo tutti uguali, siamo fratelli, bisogna avere più diplomazia, bisogna veramente fare la guerra con i compromessi, se si può dire, fare la guerra con le parole e cercare di trovare le soluzioni, non assolutamente lanciando bombe contro magari dei cittadini inermi e distruggendo anche quello che loro hanno costruito durante la loro vita. È assurdo, è veramente assurdo. Ricordiamo che Agrigento si sta preparando ad accogliere i profughi, ma dobbiamo limitarci a questo, non dobbiamo andare sicuramente ad altro. No, sicuramente, noi dobbiamo soltanto limitare a raccogliere i profughi. Io mi sono attivato con dei gestori di alberghi che mi hanno dato la massima disponibilità, c'è anche eventualmente di rimettere su qualche centro di accoglienza magari in disuso, poi naturalmente stiamo cercando di organizzare anche una raccolta di viveri e anche di farmaci. E ieri fiaccolata di solidarietà per l'Ucraina a Palermo. Vediamo. Sì, Palermo dice no alla guerra ed è bene che tutti noi facciamo sentire la nostra voce affinché i nostri rappresentanti politici possano interpretare la voglia di pace delle persone. È incredibile che tutti noi, ma soprattutto io penso ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, dopo 2 anni di pandemia
con tutto ciò che psicologicamente ha comportato 2 anni di privazioni, adesso abbiano anche l'angoscia della guerra. Non è giusto per le popolazioni ovviamente direttamente coinvolte, è disumano, ma è anche è quasi incredibile da cittadini e cittadine assistere a tutto questo. Sì, CGIL Palermo, naturalmente. Noi siamo qui stasera come lo siamo stati la settimana scorsa in piazza per testimoniare la solidarietà del popolo palermitano nei confronti del popolo ucraino e di quanti in questo momento stanno soffrendo sotto il peso delle bombe e della naturalmente iniziativa militare che è inaccettabile. Detto questo, naturalmente noi spingiamo come movimento pacifista affinché i governi, tutti i governi, a cominciare da quello italiano, si facciano protagonisti di un'iniziativa di pace, un'iniziativa diplomatica che possa riportare in quelle terre, naturalmente in Europa e nel mondo, una condizione di pace accettabile e dignitosa per il popolo ucraino e per tutta l'Europa. Il messaggio che oggi qui vogliamo lanciare attraverso questa iniziativa è quello intanto di manifestare tutta la nostra solidarietà al popolo ucraino. Qui questa sera siamo tutti ucraini. La guerra in realtà che è stata dichiarata nei confronti di uno Stato, colpisce in realtà e sensibilizza quelle che sono le coscienze un po' in generale di tutto il contesto mondiale. Noi ripudiamo la guerra, per noi la guerra non è uno strumento che dovrebbe essere preso nemmeno in considerazione per risolvere i conflitti dei paesi. Non a caso siamo perché prevalga il senso della responsabilità, la diplomazia e cercare sempre nel dialogo di risolvere quelli che sono i conflitti fra gli Stati. Io credo che sia un momento terribile sul quale dobbiamo tutti riflettere, denunciando con forza quella che è l'aggressione militare che si verifica nei confronti di uno Stato che ha il diritto di vivere la propria vita secondo le regole democratiche che si è dato. E tutto questo sta provocando un moto di indignazione nel mondo e noi vogliamo unirci a questo moto di indignazione e di condanna, al tempo stesso curando l'ospitalità nella nostra città di quanti arrivano. E devo dirvi che è impressionante la solidarietà che viene da cittadini di Palermo, proprietari di case, che mettono a disposizione le loro abitazioni per poter ospitare i profughi dell'Ucraina. Al tempo stesso abbiamo attivato un indirizzo email dedicato per i ricongiungimenti, perché tanti di questi cittadini dell'Ucraina hanno familiari e parenti che vivono a Palermo e quindi non hanno un problema magari di avere la casa, ma hanno un problema di sviluppare le pratiche per poter riunirsi con i familiari. Care amiche, cari amici, ci ritroviamo qui stasera messi di fronte a un evento enorme, a un crinale della storia. La pandemia si è presentata a noi in questi 2 anni come un appello accorato e lancinante che ci giunge dalla terra tutta, dalle creature violate, dai corpi annientati, i corpi dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri cari. È arrivata la pandemia con tutta la sua terribile potenza ad annunciarci la fine del mondo. Non intendo dire fine nel senso scontato di catastrofe irrimediabile, no. Accoglienza temporanea dei bambini ucraini. In risposta alle numerose richieste pervenute, l'Associazione Ernesto è impegnata a organizzare dei pullman per l'arrivo in Italia dei bambini ucraini che hanno varcato il confine ungherese. Non si tratta di adozione, l'ospitalità è temporanea, ovvero legata al periodo dell'emergenza e può essere presentata da una famiglia o una persona singola. Chi volesse dare la propria disponibilità all'accoglienza temporanea può inviare una mail a midaddig@yahoo.it o un sms alla dottoressa Di Gennaro al numero 333 29 93 883.
3, indicando nome, cognome, residenza, numero di telefono, numeri di bambini ospitabili, 1, 2 o nucleo familiare, età del bambino ospitabile, presenza di altri minori o anziani o animali in casa, periodo di disponibilità all'accoglienza. Una volta raccolte tutte le disponibilità, l'associazione provvederà a contattare l'interessato e a fornire tutte le informazioni necessarie. Ed una famiglia ucraina questa mattina è stata accolta dal sindaco di Joppolo Giuseppe Portella. Vediamo. Dal primo momento abbiamo deciso proprio come amministrazione, come Consiglio Comunale, di aderire a questo appello che c'era umanitario da parte degli sfollati e quindi abbiamo messo subito a disposizione la nostra disponibilità ad ospitare qualche famiglia. Grazie, devo dire, anche a Beniamino Biondi, subito ci siamo attivati e nel giro di pochi giorni siamo qui a dare il benvenuto a questa famiglia. La città di Agrigento ha risposto ieri con una raccolta di beni di prima necessità per aiutare Svitlana e i suoi 3 figli e soprattutto la città di Joppolo ha risposto con l'accoglienza, fornendo immediatamente a stretto giro in pochissimi giorni un appartamento autonomo per questa famiglia con tutti i comfort, sostenuti soprattutto dall'affetto e dalla solidarietà dei joppolesi che davvero stanno vivendo con entusiasmo queste prime ore e vogliono stringersi intorno a questa famiglia, offrendo anche un messaggio di pace, di speranza e di solidarietà nei confronti di un popolo offeso, martoriato, che è un popolo sovrano che è stato ingiustamente aggredito. È un gesto che richiama il nostro essere umani, il nostro essere tutti all'interno di questo grande mondo tutti fratelli e sorelle. È un gesto di grande solidarietà, di condivisione. Il mondo oggi ha bisogno sempre di più di questi gesti di apertura, di accoglienza anche a chi è diverso, a chi è lontano, a chi non appartiene culturalmente al nostro territorio, e quel senso dell'apertura, dell'accoglienza vuole essere proprio questo il messaggio principale che vogliamo dare come comunità joppolese. In maniera spontanea, con grande generosità, ha manifestato proprio il senso dell'accoglienza, dell'apertura, della solidarietà in tutti i sensi. Hanno vissuto con tantissime difficoltà perché praticamente sapevano che doveva iniziare la guerra, però non immaginavano, non credevano che poteva succedere questo disastro e hanno vissuto veramente un disastro. Sono dovuti scappare dall'Ucraina con i bambini per evitare che i bambini vedevano il terrore che sta succedendo dell'aggressione russa. Ridimensionare hub e centri vaccinali. L'emergenza Covid sembra ormai superata nonostante la Sicilia sia la prima regione d'Italia per numero di soggetti attualmente positivi. Il servizio di Francesco Milano. Diminuiscono le somministrazioni dei vaccini anti-Covid in Sicilia. Si è passati dalle 50.000 dosi giornaliere di metà gennaio alle circa 10.000 dell'ultima settimana. Per questo motivo, complice anche la fine dello stato di emergenza, l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ha deciso di ridimensionare gli hub e centri vaccinali nell'isola, di fronte ai quali nei mesi scorsi si erano create file interminabili a causa dell'ultima ondata di Omicron. Resteranno aperti gli hub che ancora oggi registrano buoni numeri giornalieri, i centri di vaccinazione nei luoghi difficilmente raggiungibili e almeno un centro ospedaliero in ogni provincia per le vaccinazioni protette, quelle cioè rivolte ai cosiddetti soggetti fragili. Il dirigente della pianificazione, Mario La Rocca, avverte però che tale decisione non deve frenare le vaccinazioni, in una regione in cui circa 900.000 persone non hanno ancora ricevuto la dose di richiamo. Nemmeno il vaccino Novavax, che si pensava avrebbe dovuto convincere gli indecisi, è riuscito a incrementare la campagna vaccinale nell'isola. Nei primi 3 giorni di marzo sono state somministrate solamente 91 nuove dosi. Non a caso la Sicilia registra, tra i ricoverati causa Covid, il più alto indice di occupazione dei reparti ordinari, il 25,6%, superiore dunque alla soglia nazionale del 15%. Ciononostante, tutti gli altri parametri sono rassicuranti e permetterebbero alla Regione di passare in zona bianca già dalla prossima settimana. Gli ultimi dati diramati ieri registrano 2.434 nuovi positivi, con un tasso di positività che sale dal 13 al 14,4%. La Sicilia è al 7° posto tra le regioni per nuovi casi, ma resta al primo per i soggetti attualmente positivi.
Vertenze al Comune di Agrigento, si torna a ribattere su PRG, IMU, agricola e sul tema dei rifiuti. Ci sono i servizi. Parliamo di questo incontro oggi qui con diversi proprietari terrieri di San Leone per questa IMU alta che il Comune pretende, ma manca il PRG. Sì, è un IMU che viene applicata su dei terreni che sulla carta sono edificabili ma realmente non lo possono essere perché manca dello strumento urbanistico territoriale. Quindi stamattina, così come nel passato, mi farò portavoce delle esigenze di questi cittadini, cercando di coinvolgere tutti i miei colleghi consiglieri in un atto di indirizzo che impegni l'amministrazione a volere prendere una volta per tutte una decisione su questo strumento urbanistico di sviluppo territoriale. Sensibilizzare gli altri consiglieri comunali. Quello è importante perché comunque da soli non si riesce a spuntarla da nessuna parte, si deve per forza far gruppo perché la città è di tutti e i consiglieri rappresentano tutta la città. Giuseppe Vitellaro, che rappresenta qui i proprietari di diversi proprietari terrieri di zone di San Leone, oggi un incontro hanno chiesto con il consigliere Gramaglia per cercare di discutere, di risolvere in qualche modo e di portare a conoscenza del Consiglio Comunale delle esose bollette IMU che arrivano per dei terreni considerati edificabili, ma siccome manca il PRG non sono edificabili. Sì, questa mattina abbiamo avuto un incontro, così anche se informale, con un rappresentante del consesso cittadino e abbiamo preso spunto, abbiamo chiesto noi un po' questo incontro perché da una nota stampa diffusa dal consigliere Gramaglia abbiamo visto un'attenzione particolare su questa vicenda. Quindi abbiamo voluto un po' capire quale poteva essere la proposta di un rappresentante del Consiglio Comunale e siamo qui per discutere su questa vicenda che sembra la solita l'IMU sui terreni edificabili, anche se poi edificabili non lo sono e secondo me non lo saranno mai. Ci sono state anche delle interlocuzioni forti con la nuova amministrazione, con il sindaco Miccichè e anche con altri precedenti sindaci, ma tutto è fermo, forse manca la volontà politica di risolvere la questione. Allora, in verità i precedenti sindaci non siamo riusciti a sentirli in ordine a questa vicenda. L'amministrazione Miccichè ci ha ricevuto più di una volta, ha riconosciuto un po' l'anomalia della vicenda e si è pure dichiarata come parte in causa, pronta a risolvere, però fino ad oggi non è stato risolto niente, siamo fermi alle vicende passate e quindi non abbiamo notato nessuna novità. Mi dispiace dirlo, ma devo dare atto che almeno a parole il sindaco ci aveva dato ampia disponibilità. Ricordiamo che c'è stato un incontro anche con un noto tecnico catanese che è venuto in sede di al comune con una riunione, ma anche lì nulla di fatto. Siamo sempre lì, sì, c'è stata una riunione in cui non solo è intervenuto un urbanista incaricato dal Comune di Agrigento, ma è intervenuto pure il dirigente del settore bilancio del Comune di Agrigento. Abbiamo sentito tante belle parole nel senso favorevole a noi cittadini tartassati da questa vicenda dell'IMU, ma i risultati non ci sono, solo parole, grandi dichiarazioni, grandi dichiarazioni di intenti, ma nessun risultato fino ad ora. In merito al servizio di rifiuti interviene oggi con una sua nota stampa l'ex sindaco, attuale consigliere comunale, Lillo Firetto, affermando come un servizio di raccolta di rifiuti misto e non più porta a porta. Questo è quel che annuncia l'amministrazione comunale di Agrigento sulla stampa. Siccome, continua Firetto, non sono riusciti a proseguire sulla strada che avevamo tracciato, ora si sono messi in testa di tornare indietro di ben 5 anni. Quindi le sane abitudini dei cittadini virtuosi di Fontanelle prima e del resto della città poi, che sono la stragrande maggioranza che ha consentito di portare Agrigento al 73% di raccolta differenziata, con i connessi effettivi e potenziali benefici economici, sarebbe tempo perso. Gli obblighi, continua l'ex sindaco, di adeguamento alle altre città italiane e europee non contano, le strategie per recuperare 20 anni di ritardo contano niente, lancette dell'orologio indietro, si cambia rotta anche in questo senso.
chiedersi che razza di conseguenze avremo da simili scelte. Firetto continua concludendo: sporcizia ancora più devastante e ulteriori costi nel breve e medio termine. 8 eventi per discutere della figura femminile, del suo ruolo nella società, ma anche per parlare di femminicidio e ricordare Lorena 40. Ieri un omaggio anche all'attrice e scrittrice Giusy Carreca, fondatrice del Soroptimist Club di Agrigento. Vediamo. Giusto tributo, giusto omaggio da parte del comune di Favara a 2 grandi donne, diverse da certi punti di vista, ma sicuramente entrambe di spessore. Lorena 40 e Giusy Carreca. Un appuntamento che rientra in un ciclo di incontri organizzati in questo periodo. Sì, oggi iniziamo con il primo appuntamento dedicato a Lorena 40 e a Giusy Carreca. Una ragazza figlia della nostra terra e una grande artista, quindi donne diverse tra di loro, ma che hanno lasciato nel cuore di tutti noi un segno indelebile. Oggi è il primo appuntamento di una serie appunto di eventi, e ogni incontro è caratterizzato da una tematica diversa, però sono tutte unite da un unico filo conduttore, appunto la celebrazione della donna, cioè il voler condividere nelle diverse forme e sfaccettature quella che è l'essenza appunto di una donna. Quindi si vuole palesare tutto un universo femminile che sappiamo essere a volte complesso, molto spesso maltrattato, però anche determinato, coraggioso nell'affermazione del proprio sentire. Ecco, questo evento vuole essere quasi un veicolo per arricchire un nuovo vocabolario, se vogliamo un nuovo codice etico e valoriale, affinché possiamo arricchire il nostro vocabolario di nuove emozioni, di nuovi termini, per poter abbattere l'indifferenza, per poter abbattere l'odio e come dire, celebrare e arricchire, contemplare quella che è l'importanza della figura della donna. Noi come amministrazione abbiamo voluto fare un programma abbastanza significativo, ricco di senso culturale, con il titolo Al centro la donna, perché intendiamo valorizzare la donna in tutte le sue espressioni, per cui avremo eventi in cui c'è la donna nell'arte, la donna nella letteratura, nella giustizia, quindi in tutte le diverse, nella politica, in tutte le diverse espressioni. Questa di stasera è dedicata in maniera particolare a 2 persone di grande spessore culturale e di grande valore significativo sociale. Lorena 40, di cui oggi ricorre 4 marzo l'anniversario della nascita e di cui poi giorno 31, coincidenza nello stesso mese, purtroppo coincide il momento in cui non è stata più in vita, tragicamente. E quindi noi faremo 2 eventi, questo di oggi per ricordare Lorena e quello poi del 31 in cui ricorderemo tutte le vittime di femminicidio. Altra figura importante è quella di Giusy Carreca, artista, donna impegnata nella politica, nel sociale, scrittrice, ha pubblicato con me come casa editrice il libro Cartoline colorate assieme ad Anna Maria Tedesco, quindi una donna poliedrica, e stasera vogliamo ricordare la sua scomparsa avvenuta il 1° febbraio dell'anno scorso. Quanto mai significativa la tua presenza, anche perché uno dei personaggi che si ricorda questa sera, che Giusy Carreca, faceva parte dell'associazione. Sì, addirittura Giusy è stata una delle socie fondatrici del Soroptimist e ha creduto moltissimo in quello che fosse il ruolo delle Soroptimiste. Fu anche nostra presidente per un biennio e in quel biennio riuscì a realizzare delle cose veramente grandiose, tra cui il Congresso Nazionale delle Delegate, che portò ad Agrigento tutte le Soroptimiste d'Italia che hanno gremito
riempito interamente il palacongressi, ma non solo questo, Giussi ha rappresentato veramente per noi un punto di riferimento straordinario, così come poi lo è stata per la società intera sotto il profilo artistico e per il suo impegno sociale, che è stato pressante e forte in tutti i campi, dai diritti dei più deboli alle donne impegnate per sconfiggere la mafia, e in politica ha dato il suo contributo. Insomma, per noi rimane veramente una grande soroptimista che rimane viva al di là dell'essersene andata. Siamo molto felici per ogni iniziativa che può celebrare la memoria di mia madre e della moglie di mio papà. E sicuramente ha lasciato un grande vuoto, ha lasciato una grande memoria, e tutte queste iniziative si stanno animando proprio per spinta di tutte le persone che l'hanno conosciuta e le volevano bene, e nelle quali ha lasciato una traccia, quindi è una cosa che ci rende estremamente orgogliosi e molto felici, è una sorpresa ogni volta. Grande vuoto, appunto, come diceva sua figlia, Giussi Carreca è una persona indimenticabile. Non lo dica a me, che purtroppo ho un vuoto pneumatico relativamente dall'assenza di mia moglie. Devo dire che io sono rimasto, conoscendo bene mia moglie, sono rimasto, non dico sbalordito, ma sorpreso del cordoglio unanime di tante donne, che in genere le donne non sono tanto tenere con le loro uguali di genere, e invece sono stato sorpreso e devo dire commosso dalle testimonianze di affetto, di vicinanza, di gratitudine per quanto ha rappresentato mia moglie nella città di Agrigento, perché mia moglie ha una lunga storia. Come lei mi disse poco prima di morire, io ho vissuto come ho voluto e ho vissuto 7 vite diverse, perché lei aveva fatto politica, ha fatto il cabaret del municipio, ha fatto una ludoteca che era di valore europeo, la prima da Bari in giù, una ludoteca molto funzionale che ha dato lustro e ha dato avvio a tanti attori ad Agrigento, e poi è stata una interprete effettivamente, devo dire, formidabile, ma non lo dico come marito, lo dico come, io non so recitare, comunque sia devo dire che lei è stata molto molto brava, ed è stata una donna, non è stata soltanto una moglie, una mamma, è stata una donna molto attiva in ogni senso. Sua figlia sicuramente ha lasciato un vuoto incolmabile e questa sera c'è il giusto tributo alla sua memoria. Io ringrazio il paese di Favara per starci vicino e a tutti quanti, non ho niente da dire, altro non ho niente da dire. Ed a proposito di eventi che si focalizzano sulle figure femminili, ieri al ciclo di incontri tra studenti e autori Paolo Cilona con il suo libro Storie di donne della terra agrigentina. Vediamo. Oggi un'interessante iniziativa, si illustrano ai più giovani studenti delle figure illustri agrigentine, tutte donne. Credo che sia un'occasione, un'opportunità per i giovani sapere conoscere la storia di tante donne che hanno lasciato esempi indelebili sul piano della professione, sul piano dell'impegno politico e soprattutto sull'impegno sociale. Noi abbiamo qui avuto donne che hanno fatto battaglie per la conquista delle stesse pari opportunità con gli uomini, primo fra tutti quello del diritto al voto, e nel 1905 qui una certa Curzia Pumilia fece lo sciopero per avere lo stesso diritto dell'uomo di esprimere il proprio suffragio in favore di un candidato.
operato, e poi ci sono tante altre donne che hanno fatto veramente tanto per questa terra, soprattutto per dare pari opportunità alla famiglia e anche al piano economico e sociale. Quindi questa iniziativa di mattina è ben voluta anche dalla scuola, e ringrazio la dirigente scolastica, la professoressa Pilato, e anche la presidente dell'ANDA, Associazione Nazionale Donne Elettrici, per questa opportunità di far conoscere il cammino di queste donne molto geniali, molto creative e soprattutto sociali. Un interessante convegno questa mattina che parla del mondo delle donne. Sì, io devo davvero sinceramente ringraziare l'ANDE, presieduta dalla dottoressa De Paoli, e il dottor Cilona, autore del testo che questa mattina presentiamo ai nostri ragazzi, perché di fatto è un'iniziativa assolutamente formativa per ragazze e ragazzi che attraverso questo testo potranno fare un tuffo nel passato della storia agrigentina, quindi è pregevole il fatto che si sottolinei l'importanza della storia del territorio in cui si vive, per poter formarsi, perché io credo molto nella conoscenza del passato per una migliore formazione nel futuro. Per di più è un'iniziativa che si colloca a pieno titolo nei 10 giorni che il Liceo Leonardo sta dedicando alla promozione della figura femminile, e quindi ricordare oggi, questa mattina, le donne del territorio agrigentino è assolutamente entra a pieno titolo, diciamo, nelle celebrazioni di questa settimana. Devo dire anche che è stato molto interessante scorrere i nomi delle donne, perché di fatto, ed è una cosa che attenzionerò ai miei alunni, sono donne che noi incontriamo quotidianamente anche attraversando molte delle nostre vie cittadine, quindi questa è anche testimonianza di quanto appunto siano donne che abbiano realmente inciso nel tessuto sociale ed economico della nostra città. Carola De Paoli, tra gli organizzatori di questo evento. Intanto devo ringraziare il dottore Paolo Cilona e la preside, la dottoressa Patrizia Pilato, per aver sposato con entusiasmo un progetto che nasce proprio dalla lettura e dalla presentazione del libro del dottore Cilona su alcune donne agrigentine del secolo passato, ma anche alcune del più recente passato. Dalla lettura di questo libro ne ho tratto un insegnamento che, secondo il mio punto di vista, poteva costituire un progetto da presentare alle ragazze, alle nostre ragazze, in quanto le storie di queste circa 60 donne che hanno operato nell'Agrigentino sono dei modelli come trasportatrici di valori e da esempio da essere seguiti per tutte le azioni di alto valore sociale che hanno svolto, culturale, quindi nei diversi campi della nostra società. Per cui questo progetto ho voluto intitolarlo Le nostre donne per due motivi. Uno, perché sono donne che hanno interagito nell'Agrigentino, e l'altro motivo perché sono le nostre donne, cioè quelle che noi vogliamo, in cui noi ci identifichiamo e che vorremmo tanto, desideriamo tanto che siano modelli a cui identificarsi e fare riferimento le ragazze di oggi. Ancora presentazioni e incontri con l'autore. Ieri appuntamento alla Feltrinelli di Palermo con Alessandro Tedesco, che ha presentato il suo nuovo libro in cui racconta il dramma dell'immigrazione. Vediamo. Presentato a Palermo dal professor Alessandro Tedesco il suo libro Il viaggio di Mucatar, edizione Maltemi, presso la Feltrinelli di Palermo. Il professore, che collabora da anni con le strutture di accoglienza nel territorio agrigentino gestite dall'Associazione Culturale Acquarinto di Agrigento, ha realizzato questo lavoro raccontando delle vite dei suoi allievi e della sua esperienza da insegnante di frontiera. Ci ha invitato oggi a raccontare, a presentare questo libro, il suo viaggio di Mucatar, e colpisce, in un tempo come questo, colpisce l'epigrafe, come se nel mondo non ci fossero posti in cui andarsi a rifugiare, solo posti da cui scappare. E ce ne sono nuovi adesso posti da cui scappare. Parliamo nel libro di Alessandro mentre si dispiega un'altra grande tragedia.
e altre fughe. Ora, io sono in buona compagnia. Il mio punto di vista è un punto di vista assolutamente, come dire, di parte, perché sono un marinaio, non sono non conosco neanche a fondo la legislazione che riguarda e riguardava soprattutto il sistema di accoglienza, così come non conosco aspetti che riguardano la qualità della nostra accoglienza, quindi naturalmente saranno Alessandro, l'autore del libro, ma poi la professoressa Arcuri e il professor Schivello a dire cose che io mi appresto ad ascoltare con attenzione. Quello che cercherò di fare in apertura e velocemente è offrire il mio punto di vista su una vicenda che nasce in mare. Le questioni, le storie che Alessandro ha raccontato, e vorrei dire anche come, le storie che lui ha raccontato sono storie che nascono in mare, come se lì ci fosse una rinascita, una nuova vita. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Turismo siciliano in crisi, flash mob dei lavoratori al Teatro Massimo di Palermo. Vediamo. La situazione del turismo è molto preoccupante, noi abbiamo un duplice problema, un problema del medio periodo, abbiamo centinaia, migliaia di lavoratori che in questo momento sono con l'ammortizzatore sociale, sono tutelati da un ammortizzatore sociale che però scade il 31 marzo, quindi abbiamo il problema che dopo il 31 marzo dobbiamo garantire a questi lavoratori, qualora le attività non ripartano, di poter usufruire di un altro ammortizzatore sociale che garantisca loro un sostentamento reale, concreto in tempi certi. Dall'altro abbiamo un problema del lungo periodo, quindi abbiamo il problema della politica che deve intervenire con la programmazione, una programmazione che faccia sì di portare in Italia e in Sicilia i turisti, potendo comunque tenere conto del grandissimo patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, naturalistico che noi abbiamo nel nostro paese. Abbiamo le basi per poter portare il turista, ma il turista deve arrivare, quindi abbiamo bisogno di politiche, di programmazione che portino i turisti in sicurezza in Sicilia, attraverso gli accordi con i vettori aerei, attraverso la promozione di iniziative culturali, attraverso una serie di programmazione che facciano sistema tra loro in maniera tale che arrivi il turista e le aziende possano ripartire, perché fino a quando le attività non ripartiranno avremo sempre il problema dei lavoratori a rischio di perdere il posto di lavoro e questo non ce lo possiamo permettere, soprattutto in Sicilia. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. L'Italia che sta in mezzo al mare, l'Italia dimenticata, e l'Italia da dimenticare, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia. Molte aziende in questi 2 anni nel mio settore sono state costrette a chiudere e tante altre hanno dovuto utilizzare l'ammortizzatore cassa integrazione FIS che non arrivava in tempi adeguati per poter sopravvivere e vivere.
Casolare conteso a Cinisi per i giudici deve tornare a Badalamenti, ma il sindaco afferma non glielo daremo mai. L'immobile assegnato al comune dal 2010, ma 2 mesi fa si è scoperto che la confisca era frutto di un errore che doveva essere restituito al figlio incensurato del capomafia Leonardo Badalamenti. Vediamo. Non era bastata la sentenza della Corte d'Assise dell'estate del 2020 per consentire a Leonardo Badalamenti, figlio secondogenito ed incensurato dello storico boss di Cinisi, Gaetano Badalamenti, deceduto nel 2004, di tornare in possesso di un casolare di Contrada Uliveto assegnato dal 2010 al comune dall'Agenzia per i beni confiscati. Anche il Tribunale Civile adesso ha messo nero su bianco che quell'immobile non avrebbe mai dovuto essere sequestrato, che dunque deve essere restituito a Badalamenti. E così venerdì scorso, proprio per questo scopo, si è presentato l'ufficiale giudiziario. Tuttavia, anche questo tentativo però è andato a vuoto e la consegna a Badalamenti è stata rinviata alle prossime settimane. Sarà vero? Una storia ingarbugliata, perché di fatto nasce da un errore di trascrizione di una particella al momento del sequestro dei beni al capomafia. Per questo sbaglio il casolare era finito tra gli immobili da togliere al mafioso e da affidare allo Stato. Per anni il comune di Cinisi, che avrebbe investito anche 400.000 euro per ristrutturarlo, lo ha gestito facendone un simbolo di legalità. Ma appunto c'è un errore: come hanno stabilito ormai 2 sentenze, quel bene non poteva essere confiscato. L'estate di 2 anni fa, quando per la prima volta Badalamenti andò a rivendicare i suoi diritti in virtù del verdetto della Corte d'Assise, dovettero intervenire persino i carabinieri e il figlio del boss arrivò anche a denunciare il sindaco di Cinisi, Gian Giacomo Palazzolo. In uno scenario già così complesso e molto teso, a gennaio dello scorso anno il primo cittadino, pur sapendo che quel casolare avrebbe dovuto essere restituito, ha deciso di assegnarlo a Casa Memoria, la Onlus che opera in memoria del giornalista Peppino Impastato, fatto eliminare proprio da Tano Badalamenti il 9 maggio del 78 e consegnato le chiavi alla nipote di Impastato, Luisa. Dopo l'arrivo dell'ufficiale giudiziario, il sindaco ha preannunciato che il casolare non tornerà mai a Badalamenti, anche se lo hanno disposto i giudici. A Casa Minutella ha infatti dichiarato: metto un punto fermo su questa vicenda, a prescindere dalla legittimità di richiesta di Leonardo Badalamenti. C'è una norma di legge che dice che il comune può ottenere il bene confiscato pagando un indennizzo. Il comune si avverrà di questa norma di legge. Casa Felicia rimarrà. Quel casolare non potrà più tornare a Badalamenti. Poi ha precisato: siamo in uno stato di diritto. Il comune di Cinisi intanto sta approfondendo attraverso il proprio legale se intraprendere azioni a sostegno per contestare questa sentenza a favore di Badalamenti o se invece avviare una procedura per riconoscere un equo indennizzo. Il casolare comunque rimane al comune di Cinisi. Naturalmente di tutt'altro avviso e Badalamenti, difeso degli avvocati Antonino Ganci e Baldassare Lauria. Peraltro, poche settimane dopo il suo blitz per riprendersi il casolare, il 5 agosto del 2020, il figlio del boss di Cinisi era finito in carcere sulla scorta di un mandato di cattura internazionale. Per il Brasile avrebbe dovuto scontare una condanna per associazione per delinquere e droga. Dopo una procedura durata mesi, i giudici hanno deciso di negare l'estradizione. Badalamenti è tornato in libertà e rivuole appunto quel casolare. Sulla vicenda interviene anche la CGIL di Palermo. Restituire il bene confiscato ai Badalamenti sarebbe un'assurdità, una sconfitta per chi si batte tutti i giorni per affermare legalità e giustizia, e per questo saremo al fianco di Giovanni Impastato, di Casa Felicia e del comune di Cinisi, impegnati con i loro legali per evitare che ciò avvenga. Il segretario generale Mario Ridulfo e il responsabile del Dipartimento Legalità Dino Paternostro affermano infatti che è incredibile che per un errore delle procedure si dovrà restituire al figlio di Don Tano Badalamenti il casolare confiscato. La sua fisarmonica è rimasta sepolta tra le macerie della strage a Ravanusa. Nonno Pietro ha detto addio a sua moglie 6 mesi prima, dopo ha perso tutto nell'esplosione dello scorso 11 dicembre. Lui è uno dei superstiti a cui l'associazione 10 come noi ha voluto fare una sorpresa donandogli una nuova fisarmonica. Vediamo. Silvia Sazio dell'associazione 10 come noi. Oggi è un momento molto importante perché si fa felice una persona che sostanzialmente ha perso tutto.
Sì, oggi insieme all'Associazione 10 come noi, la cui Presidente Emanuela Miceli oggi per problemi tecnici personali non è presente, ma la vedremo in un videosaluto. Io coordino insieme a lei l'Associazione 10 come noi per le vittime danneggiati dell'11 dicembre, nata proprio per sostenere moralmente tutte le persone che chiaramente non hanno dimenticato, ancora vivo il ricordo di quella tragedia. Vivono disagi non indifferenti e quindi con i ragazzi dell'Istituto Superiore Giudici 7 Livatino si è pensato di fargli dono di una fisarmonica, perché tutte le volte che arriva all'associazione parla di questa fisarmonica seppellita in quel disastro, e quindi questo racconto ha colpito me e tramite me ha colpito anche i ragazzi a cui la proposta è stata rivolta di metterci insieme e organizzare questo momento, perché attraverso la musica si possa dare ai signori coinvolti tragicamente nell'evento dell'11 dicembre la possibilità di sperare ancora, ma soprattutto di comprendere che anche i ragazzi, anche questa comunità non dimentica e che è avvolta nel silenzio e nella sofferenza cammina con loro. Ecco, questa è sicuramente una delle iniziative che avete portato avanti, il vostro lavoro a favore di chi purtroppo in questa tragedia ha perso tutto l'11 dicembre scorso. Quali sono state? Noi le proposte, le attività che abbiamo portato avanti, intanto ci riuniamo, le vittime danneggiate si riuniscono quasi ogni settimana per fare il punto della situazione. Una delle cose che i danneggiati ci tengono a sottolineare è i ritardi insopportabili nella rimozione delle macerie, nel constatare ancora che questo scenario è rimasto lì, a ricordargli ancora una volta il dolore, e quindi sentono l'esigenza che tutto venga fatto nel più breve tempo possibile, perché questa ferita possa veramente cominciare ad essere rimarginata, partendo proprio dal rimuovere ogni sasso che ha seppellito ricordi cari, affetti. Daniele, tu sei uno studente del 7 Livatino di Ravanusa. Voi siete stati fondamentali in questa giornata, qual è stato il vostro ruolo? Noi ci siamo affidati molto a Silvia, che ci ha contattato tramite l'associazione 10 come noi, e abbiamo deciso di accettare per fare vedere che comunque Ravanusa non dimentica quello che è successo. Ravanusa prova sempre a rialzarsi e cerca di trovare qualcosa di positivo anche negli eventi più drammatici. Ci siamo affidati appunto a Silvia per organizzare il tutto, ci siamo affidati agli altri ragazzi e abbiamo cercato di organizzare tutto al meglio. Ecco, il tuo nome invece? Io sono Pietro Castelli, un altro rappresentante di istituto. Ecco, parlaci un po' di questa esperienza che avete vissuto per rendere felice stamattina nonno Pietro. Allora, quando Silvia ci ha proposto questo evento, questa assemblea, dobbiamo dire che subito ci ha colpito, l'abbiamo fatto subito nostro, appunto perché non è una cosa che è capitata molto lontano, ma è una cosa che è capitata nel nostro paese, è una cosa inimmaginabile. Per questo noi ci siamo messi nei panni di questo signore, cercando di capire la sua emozione. Gli hanno tolto la musica, per questo ne siamo molto dispiaciuti e ci siamo voluti impegnare, appunto, facendo anche una raccolta per appunto donargli questa fisarmonica. Professore Di Pasquali, il ruolo del suo istituto è stato fondamentale in questa giornata per rendere felice una persona che ha perso tutto, però ama la musica, e oggi attraverso la consegna di una fisarmonica si tenterà di farlo tornare a sorridere. Sì, l'istituto è formato dai docenti, dal DS, ma anche e soprattutto dai ragazzi, e il plauso oggi va ai ragazzi, perché sono i ragazzi che autonomamente hanno imboccato questa direzione, questa strada, hanno sviluppato un'azione di partenariato con l'Associazione per le vittime e i danneggiati della strage di Ravanusa dell'11 dicembre scorso e hanno deciso di portare in atto questa azione di solidarietà. Quindi per noi personalmente anche per me è motivo di orgoglio, perché se i ragazzi sono dei cittadini attivi e noi aspiriamo a formarli come tale, è chiaro che hanno consapevolezza di quello che si svolge attorno a loro,
valutano e prendono delle decisioni che trasformano in azioni, e se le azioni sono quelle di attuare azioni di solidarietà, significa che forse siamo riusciti o stiamo riuscendo a formare cittadini attivi e consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Nonno Pietro, buongiorno, si aspettava questa festa stamattina? No, mi hanno fatto emozionare, veramente, non me l'aspettavo questo, no, sono troppo emozionato, adesso non so che dire. Ma lei sa perché è qui oggi? Sì, c'è una conferenza. C'è una conferenza. Il resto non so niente. Ok. Ma a lei piace suonare la fisarmonica, vero? Sì, l'ho avuta la fisarmonica e purtroppo nella caduta è rimasta lei. Non l'ha trovata più? No. Vabbè, buona festa allora. Grazie, vi ringrazio a tutti. Molto gentile tutti. Non mi aspettavo questa accoglienza. Non mi aspettavo, sono troppo emozionato. Adesso lo sport, calcio, panoramica di Carmelo Lentini su tutti i prossimi appuntamenti. C'è grande frenesia nel campionato di eccellenza Girone A, dove questa domenica spiccano diversi scontri di alta classifica. Se il Canicattì riuscirà a vincere il derby con il Pro Favara, non lo potrà fermare più nessuno, anche perché le dirette rivali, come il Don Carlo Misilmeri, giocano scontro molto insidioso sul campo della Mazzarese. E là, ragazzi, se la squadra dei Templi riuscirà a superare il Castellammare e i risultati delle dirette rivali le sorrideranno, potrebbe riappropriarsi della seconda posizione in classifica generale. Per il derby Canicattì Pro Favara è stato designato Carlo Bassoli di Monza, mentre per Mazzarese Don Carlo Misilmeri è stato chiamato invece Federico Di Benedetto da Novi Ligure. La compagine dei Templi, al suo sesto risultato utile consecutivo, è ben decisa a vendicare l'onda della sconfitta patita proprio nella gara di andata a Castellammare. Mancherà Piuca per squalifica, ma sono in molti a scalpitare per un posto da titolare. I calciatori scenderanno in campo con una fascia giallo-azzurra per solidarietà all'Ucraina, sottoposta a duri bombardamenti da parte della Russia di Putin. Questa sfida dell'Esseneta è stata affidata a Francesco Comito di Messina. Il Casteltermini invece, in cerca di punti di salvezza, si reca al Gaeta contro un Enna assetato di punti per puntare ai playoff. A Caltanissetta sarà di scena invece un Nissa Mazzara, mentre non dovrebbe avere grossi problemi l'oratorio marineo per superare il Marsala. Gioca in anticipo questo sabato la Parma Valle con il CUS Palermo e vincendo si avvicinerebbe alla zona playoff. Infine, l'Unità si sciacca sul proprio campo, non dovrebbe avere seri problemi a superare il Monreale. Ed ora spazio alle interviste. Rodrigo Yeboah presenta la gara contro il Castellammare, una formazione da affrontare con la giusta concentrazione. Che gara ti aspetti all'Esseneto domenica? Domenica ci aspettiamo, anzi una gara molto difficile. Sappiamo che il Castellammare è un avversario molto tosto. All'andata ci abbiamo anche perso, quindi è un avversario da non sottovalutare e di affrontare la partita con la massima concentrazione, con la massima cattiveria. Come l'avete preparata questa partita importantissima per la classifica dei biancoazzurri, anche in vista degli scontri diretti tra le altre formazioni? La stiamo preparando alla grande, il mister ci ha spiegato tantissime cose e quindi domenica non c'è niente da dire, c'è solamente entrare in campo con l'atteggiamento giusto e di affrontare sta gara come si deve. Castellammare è una squadra importante, abbiamo visto molti video su di loro e sappiamo che dobbiamo dare tutto e provare appunto a vincere e continuare questa striscia di vittorie. Che gara ti aspetti all'Esseneto domenica? Deve essere una battaglia sportiva nel massimo rispetto degli avversari, però dobbiamo fare di tutto per trovare i 3 punti.
Come sta l'Akragas, come sta il gruppo e qual è adesso l'obiettivo della squadra bianco-azzurra? Il gruppo finalmente sta bene, abbiamo avuto dei problemi di salute, domenica mancavano 8 persone, alcuni, tra cui anche io, ci siamo presentati nel photo finish per la partita, però adesso stiamo bene. Ci aspettiamo tutti tanto da noi, appunto tutto passato domenica. Angelo Strano, perché ha scelto l'Akragas? Perché è una piazza importantissima e sinceramente voglio fare bene con questa maglia. Siamo qui con l'allenatore del Canicattì, Lillo Bonfatto. Mister, domani è il primo incontro ufficiale della sua squadra contro il Primavera per la prima di Coppa Italia l'andata. Sì, domani affrontiamo la prima di Coppa. I ragazzi del giorno 5 che lavorano bene, hanno la cultura del lavoro, quindi ci sta venendo veramente facile lavorare con questo gruppo e come staff siamo contenti di averli a disposizione. Domani sarà una partita, è un derby, sarà una partita difficile, è sempre la prima, però noi cercheremo in tutti i modi di portare a casa la vittoria, perché noi dobbiamo essere una squadra propositiva, dobbiamo cercare sempre di giocare per vincere. Poi sappiamo che affrontiamo una squadra organizzata, una squadra preparata bene, allenata da un grande tecnico, però noi siamo pronti per affrontarli. È stato anche un precampionato soddisfacente, le uscite che avete fatto sono state anche positive, con risultati anche utili. Sì, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto dei ottimi test, però adesso ci sono le partite quelle vere, quelle che contano, quindi dobbiamo dare ancora qualcosa in più tutti. Mister, sicuramente è ancora presto per parlare, però è stata una campagna acquisti anche importante. È chiaro che questo Canicattì vuole quantomeno far bene e riconfermare le aspettative della scorsa stagione, ma dove può arrivare secondo lei? Allora, la società è riuscita a fare un gran team, manca qualcosina e sta lavorando, siamo ancora incompleti, però sono soddisfatto dei ragazzi che abbiamo a disposizione. Sono convinto che sono le persone, gli uomini e i calciatori giusti. Quale può essere la chiave per vincere domani, insomma? Quella che non deve mancare mai, quella che ho visto dal primo giorno di ritiro, quella di non mollare un centimetro, quella di lottare su ogni pallone, quella di iniziare a capire quello che noi staff chiediamo ai ragazzi dentro il campo. Nelle categorie inferiori, esattamente in promozione, partita di cartello al Comunale di Raffadali, dove la compagine di Giovanni Falsone se la vedrà contro l'attuale capolista del campionato, vale a dire il Resultana San Lorenzo. Si tratta di uno scontro titanico tra due squadre che hanno molta qualità tecnica. Fare un pronostico è davvero difficile, ma di certo se Raffadali riuscirà a trovare la giusta determinazione e grinta è capace di qualsiasi risultato. A Partinico invece si gioca in anticipo di questo sabato il Camarat di Mimmo Bellomo, che cerca punti salvezza contro una squadra anch'essa impelagata nella lotta per non retrocedere. La gara di Raffadale è stata affidata a Salvatore Azzolina di Caltanissetta, mentre quella del Camarat a Vincenzo Braschi di Trapani. E scendiamo ancora di categoria. Impegni importanti per le agrigentine del questo girone B di prima categoria. Ravanusa sarà ospite della capolista Aspra in una gara che si prospetta assai difficile. A Favara invece sarà derby tra il locale Atletico e l'Empetoclina. La prima si trova a ridosso dell'alta classifica, mentre la compagine Granata è in una zona di centro classifica. Infine il Gemini di Renato Maggio ritorna in casa con la sua Mattinese e cerca sicuramente i 3 punti in palio per confermare l'attuale seconda posizione in classifica generale. E concludiamo con la terza categoria di Agrigento. Continua inarrestabile la corsa dell'Aragona verso la sospirata promozione in seconda categoria. La compagine del tecnico Peppe Bennardo sembra un rullo compressore e domenica scorsa ha vinto meritatamente sul campo del Montallegro per 3-0. È stata seguita questa squadra dai suoi irriducibili tifosi e la squadra aragonese si è portati 3 punti in palio grazie alle reti segnate da Zammitto, Di Benedetto e Monreale. Sulla scia della capolista è rimasta ad inseguire però a 7 punti di distanza il Real Licata
e un punto più sotto c'è il Cianciana. Questa domenica ospite della capolista Aragona sarà il Bivona. Queste invece le altre gare in programma: Soccer Licata Burgio, Sciacca Soccer Cianciana, Atena Gattopardo Palma, Ribera Montallegro, Real Canicattì Real Licata. Come si può notare si giocano match molto importanti come Real Canicattì Real Licata, entrambe all'inseguimento del secondo posto. Ed infine non è da trascurare il derby Ribera Montallegro, molto sentito da entrambe le tifoserie. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Buon weekend, a presto.